C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati a Centro Anch'io. C'è un detto popolare nel nostro dialetto abbastanza usato e conosciuto, quando si sta facendo un'attività, un lavoro e c'è sempre qualcuno che cerca un modo un po' pigro di rallentare o di fermarsi e il motivatore dice no, perché quando sei in bal bisogna balà, ovvero? In via Albertano da Brescia, al numero 16, non c'è una cosa normale, non siamo in un posto qualunque, siamo da lupo antico, serramenti per tutte le tasche, tutte le misure, tutti i tipi di serramenti. Siamo con Sofia, vero? Sì. Bene, Sofia, 18enne mi pare, non è che rispetto alla puntata precedente mo hai compiuto i 19, no? No, non ancora. Sempre 18. Studentessa a Lunardi, vogliamo parlare male di qualche prof? No, anche bene, No, tutti bravi. Vedi che si sta salvando la maturità sta ragazza, vedi com'è accorta, brava. Vogliamo parlare male o bene di qualche ragazzo quanti suoi ragazzi a Lunardi ci sono? Sì, però siamo più ragazze. Sono più ragazze, vedi io perché non sono andato a fare Lunardi? Vabbè. Ai, guarda qui, prova a leggere qui cara Sofia. Qua. Quan sem bal Bisogna ballare. Ok. Questo è facile. Quando sei in ballo bisogna ballare. A te capita di dirlo o di averlo ancora sentito dire? Sentito dire no. Cioè più in italiano, non in dialetto. Quando sei in ballo bisogna ballare, ovvero? Quando si è dentro qualcosa bisogna fare. Andare avanti, fare, non pensare a null'altro, insomma. Tu quando hai un impegno professionale o sentimentale, non lo so, ti butti dentro anima e corpo, ti applichi o insomma dopo un po' ti sta? Sì, diciamo di sì, se è una cosa che mi piace tanto, sì. E qual è la materia che ti piace tanto a scuola? Non ti chiedo dei ragazzi, quello sono bravo e non mi impiccio. Le materie che più preferisci a scuola? Spagnolo. Spagnolo. Sì. Spagnolo. Spagnolo. Sono i basilari proprio. Se faccio un programma in dialetto e non in spagnolo ci sarà un perché. Ci sarà un motivo effettivamente. Davide, studente di ingegneria delle automazioni industriale, sì. Questo insomma, bravissimo ragazzo. Senti Davide, tu che fai? Fratelli, sorelle? Ho un fratello di 15 anni e basta. No, ci devi dire qualcos'altro, non so. Fuori casa dico, fuori casa. Fuori casa. Briccolzello. E come si sta in casa col fratellino di 15 anni? Si condivide il computer per fare le video lezioni, si attacca bega ogni tanto. Quando sei in ballo bisogna ballare. Se in ballo bisogna ballare. Sì. In che situazioni ti capita questo? Beh, magari quando, non so, si dice di sì a qualcosa, allora ormai si è dentro e bisogna per forza farlo. Magari la preparazione di un esame. Quali sono gli esami? Un esame impegnativo dell'università già l'hai dato, uno degli esami tosti? Non ancora. Ho un po' di paura verso un ambiente nuovo, quindi... È normale, Sì. Ma fatti mantenere, no? Un classico, no? Quando sei in bal bisogna ballare. Quando sei in bal bisogna ballare. Quando balli devi ballare, se prendi il ritmo devi andare avanti. Questo proprio si lancia sulle piste da ballo, lo vedi, la febbre del sabato sera, non diciamo febbre in sto periodo per carità che poi... La vecchia febbre del sabato Si sera. poteva ancora dire che ci curava. Vabbè, e tu sei in compagnia, sei uno carismatico oppure... Sì, diciamo normale, se c'è da divertirsi mi diverto e nei momenti seriosi bisogna diventare seri. In quali occasioni, caro Luca, dici quando sei in bal bisogna ballare? Cioè in quale tipo di impegni, di esperienze? Nella festa, quando sei abbastanza felice, diciamo, una birra, 2 birre e lì devi ballare. Ecco, 2, o 3, 4. Ci fermiamo a 2, Massimo 2. Massimo 2. Sì, quando sei in ballo bisogna ballare, quando si è in ballo bisogna ballare, quindi quando si inizia un'attività di qualsiasi natura essa sia, va conclusa in tempi ragionevoli. E noi concludiamo la nostra breve attività, ma ci rivedremo prossimamente, sempre qui su Teletutto. Arrivederci.